Insomma, a casa è dura Allora, stare. rieccoci qua insieme. Parliamo appunto di questo progetto europeo perché può essere interessante. Poi progetto europeo vuol dire che arrivano dei finanziamenti che se opportunamente sfruttati, è bene dirlo, perché tante volte noi come Italia, ma il Veneto in modo particolare perde e i privati perdono tantissimi soldi proprio perché non riusciamo a utilizzare in modo opportuno questi progetti, a sfruttarli appieno. Questo potrebbe essere una serie di progetti anche interessanti. In che cosa consiste questa partnership? Quindi Intende di incentivare soprattutto i privati ad investire nel nostro patrimonio culturale. Perché questo è il progetto Cultema e il progetto fa parte del programma dell'Europa e con la cooperazione transnazionale SE Europa Sud-Orientale 2007-2013. Cioè abbiamo non soltanto la Regione Veneto come partner, ma anche il Magistrato delle Acque, parlavamo prima, no, del Viso Cornaro, lei assolutamente sì. vede quanta importanza abbia il Magistrato delle Ah Acque beh, per quanto assolutamente. riguarda il patrimonio delle Ville Venete e l'Union Camere Veneto. E allora poi ci sono altri paesi come la Grecia, la Romania, eccetera, eccetera, E no? cosa, Adesso ecco, posso cosa dire, c'entrano questi paesi? sono paesi che hanno bisogno anch'essi di valorizzare i loro tesori. Cioè, ognuno ha, Dei diciamo, patrimoni che qualche deve... cosa, un patrimonio che è stato occultato dalla politica, Certo. occultato per problemi interni, per sofferenze economiche, insomma, tanti possono essere i motivi. E bisogna, si intende, sviluppare una strategia di mercato, perché qui noi dobbiamo parlare di mercato, che ha lo scopo soprattutto di fare in modo che ci siano degli investimenti, stabilendo anche di modelli innovativi, di modelli moderni, soprattutto per ridurre, come dicevo prima, le barriere amministrative. Che sono il Perché sociale e principale problema. economico, perché tra il nostro patrimonio culturale e quello che sono i potenziali investitori. Se non hanno appeal, Non hanno se non c'è un assolutamente, fascino, se non c'è assolutamente. una promozione reale e vera, è logico che l'investitore preferisce dirottare Da altre in altre parti. parti, anche se sa che per esempio se dovessi investire in una villa veneta potrebbe avere un ritorno importante dal punto di vista turistico, commerciale, bisogna vedere poi che la finalità, ma si tratta sempre di finalità molto rilevanti anche dal punto di vista economico per un verso e anche dal punto di vista Ecco, culturale, quello perché che la ci mi villa viene... rimane sempre la villa, non è che No, diventi no, non cambia assolutamente. un'altra Ma perché in realtà. altri paesi, sempre dell'Unione Europea, facciamo l'esempio in Francia, è più facile questa valorizzazione? E perché non copiare da sistemi che funzionano? Ma vede, noi abbiamo nel nostro paese una burocrazia fortissima. Le dicevo prima, per avviare un'impresa ci vogliono mesi, 6, 7 mesi. Quando uno va, anche i nostri imprenditori veneti, perché scappano? Beh, Perché perché beh, da non noi ci la sono tassazione tra l'altro investimenti? è Perché non altissima, cioè non siamo, è loro che... scappano per il costo del lavoro, però non riusciamo neanche ad attrarre degli investitori stranieri perché trovano là c'ho gli impedimenti e ci vogliono 5-6 mesi, quando in altre parti, non so, in 20 giorni dopo, Assolutamente, riescono a alcuni ottenere parlano di tutto. una settimana addirittura. Uno ha tutte le carte, le cosiddette carte in regola, per poter avviare un'attività. Se un atto come questo ci sono le sovrintendenze, i beni architettonici, no, poi le sovrintendenze che sono importanti, per dare una risposta ci vogliono 6 mesi, hai capito? Cioè, Ma voi allora, all'interno dell'istituto regionale, pongo un po' l'obiezione, all'istituto sì. regionale riscontrate che anche lì ci sono delle lentezze che vanno... Ma io vedo, no, oppure io siete vedo già... anche, io faccio un esempio pratico, no? Pratico per una questione che riguarda Padova, riguarda Piazza Arabi, lei sa benissimo, no? Le sovrintendenze prima hanno detto sì, che si poteva il parcheggio no, poi sì, poi no. Cioè, lì per fortuna non si fa niente, si deve fare un parcheggio sotterraneo, però non c'è stata una chiarezza. Avrebbero dovuto dire la sovrintendenza no, non si può, perché sotto c'è una necropoli. Basta. Hai capito? Cioè questo continuo palleggiare è un modo per poter lavorare da parte di una Ah certo, burocrazia, per di poter poter lavorare. esistere, di È poter come gli esistere. avvocati, no? No, giusto, o certi magistrati che rimandano le cause quando non sono confacenti alla loro idea o le accelerano se vogliono punire qualcuno in fretta e in furia. Cioè bisogna che ci siano in realtà dei regolamenti nuovi e questa è l'importanza che ha la Regione Veneto per essere una regione capofila in questo progetto,
Perché ci vuole anche, questo è importante, un osservatorio non statico, che non sia il catalogo, ha capito? In questo Assolutamente, sì, senso, la ecco. Noi catalogazione. abbiamo la catalogazione bellissima, formidabile, per avere la conoscenza delle ville venete, degli affreschi, della loro nascita, che cosa si fa in villa, se è una villa privata, se è una villa pubblica, eccetera, Sì, eccetera. Ma anche noi abbiamo necessità di questo osservatorio per attivare anche delle operazioni di marketing. Allora, noi abbiamo fatto 2 convegni, uno sono venuti, diciamo, di privati, un altro in Villa Cordellina, dove c'era anche la presenza dell'attore Ugo Pagliai ed è stata, È diciamo, stata un po' la serata conclusiva, diciamo così, la fine di una settimana di più di 10 giorni più di festival delle Ville Venete, che ha diciamo, saputo enucleare e attrarre a sé tante curiosità e quindi visitatori, persone interessate, perché è giusto che questo patrimonio culturale abbia anche degli sbocchi, se così si può dire, ecco, tirando una diversi riga dopo questa sì. 10 giorni Vedremo, che... adesso noi abbiamo Esatto. un altro consiglio di amministrazione, oggi la nostra Presidente era, ecco per cui sono qua io, era in regione per parlare anche di questo, perché sono progetti che vanno delineati, vanno, come si può dire, forgiati e poi per poter essere applicati con degli altri partner. Ecco, nel resto d'Europa che proposte ci sono invece riguardo a questo tipo di Ma iniziative? cosa vuole? L'Europa ognuno fa per conto suo, no? Cioè questo, se noi è stata scelta una cooperazione transnazionale, no? Dei paesi sud-orientali in realtà, vuol dire che noi siamo considerati così. Cioè io vorrei che i veneti, ma anche gli italiani, si mettessero in testa questo, che l'Italia è considerata un paese, diciamo, minoritario rispetto alla Francia, rispetto alla Germania, purtroppo... per via del nostro deficit, per via della politica, delle difficoltà di un governo che va e non va, che è così ad ondate, fatto su compromessi, su recriminazioni gli uni e gli altri, e quindi non dà sicurezza. Ecco perché è importante che invece una regione forte come il Veneto, che è governata bene, dove c'è una maggioranza coesa, dove c'è anche un PIL che è 3 volte superiore a quello degli altri, cioè dove c'è una forza economica ancora, nonostante la crisi, e anche una forza politica che dà sicurezza agli investitori. Quando noi togliamo l'aspetto fondamentale, la criticità che sta nella burocrazia, le cose possono essere fatte. Però sappiamo che anche da noi comunque la burocrazia esiste, è un problema. Sì, va bene, ma si vede, se una regione dice io voglio entro X tempo, insomma, dà delle regole, non vorrà mica che, insomma, la politica, la gestione, ecco, la gestione, diciamo, della cosa pubblica venga determinata da una burocrazia. La burocrazia deve essere però di fatto servizio. adesso avviene questo. Sì, ma avviene da sempre. Infatti, quindi, tra l'altro abbiamo visto che c'è un centralismo sempre più spinto, con minori possibilità di movimento anche economico alle regioni stesse, e di conseguenza ci sono dei Sì, ma la regione Veneto non è la regione Molise, non è la regione Campania, non è la regione Lazio, non è la Basilicata, non è la Calabria, non è la Sicilia, scusi se adesso nomino questa regione. Noi siamo una regione virtuosa, dove abbiamo un governo forte che può essere ascoltato per quanto riguarda un rapporto con l'Europa, un rapporto culturale, è logico, un rapporto di promozione, un rapporto anche di aiuto, cioè aiuto rispetto a quegli investitori che vogliono, che si innamorano, diciamo la verità, perché si innamorano delle nostre ville venete, ma se ci sono degli impedimenti di tipo burocratico, questo amore diventa un disamore, se non indifferenza. Si è parlato più volte in più circostanze, ma anche proprio per i recenti fatti di Pompei, che non sono ville ma sempre un patrimonio culturale, di cercare di trarre vantaggio da questi patrimoni esistenti, e quindi metterli effettivamente a reddito e valorizzarli. Per carità, ci sono turisti che le visitano, ma veramente pochissimi, pochissimi, ed è un accontentarsi di quelle decine di visite quotidiane che in realtà dovrebbero essere centinaia, veramente centinaia, come avviene in altri paesi. Perché però, vede, su questo fatto l'assessore Marino Finozzi ha tenuto rapporti anche con gli Stati Uniti d'America,
col Canada e con altri paesi emergenti. Cioè non è che il turismo veneto sia senza, ecco, l'ente regionale delle Ville Venete. No, no, per Anzi, carità, assolutamente. no, questo è importante perché vede, nel cosiddetto schema o nel comparto del turismo regionale le Ville Venete non c'erano. Cioè è soltanto con l'arrivo dell'assessore Marino Finozzi che c'è un capitolo, un articolo relativo alla promozione delle Ville Venete. Cioè prima erano un qualcosa di a parte, ecco dico l'importanza dei partner regionali con la presenza di Marino Finozzi e con la presenza della nostra Presidente Giuliana Fontanella, le cose sono cambiate. Si figuri che l'ente regionale è stato commissariato, Noi uscivamo da una situazione di commissariamento, bravissimo il commissario, ma lei sa che quando si è commissariati non si fa niente. È stato fatto poi, diciamo, questo nuovo CDA, abbiamo persone, architetti, esperte, brave, che, guardi, è una specie di volontariato, perché bisognerebbe che anche gli ascoltatori, cioè, sapessero quanto è il nostro budget, meno di un consiglio comunale con le spese di trasporto a nostro carico. Ecco, meno di un gettone di un consiglio comunale, 49 euro lordi, e le spese di trasporto a nostro carico. Cioè noi sentiamo questa necessità. Cioè è un bisogno che noi abbiamo forte, una motivazione. Ecco perché le dicevo poc'anzi o all'inizio di questa sua intervista che siamo un ente virtuoso. Certo, perché un po' di... siamo, ci credete, insomma. Crediamo, anzi, e questo amore, questo affetto per la nostra regione, per le nostre Ville Venete, per la nostra cultura, per le nostre radici, è il motore che rende l'Istituto regionale Ville Venete efficiente e soprattutto degno di osservazione, ecco, di considerazione da parte della Regione Veneto, perché vede, c'è anche un sito lì, sì, un link, ecco, che riguarda la trasparenza. Ecco, è importante, noi abbiamo voluto fare anche, dare luce e vigore a questo aspetto, perché riteniamo che è giusto che i veneti ci conoscono per quello che siamo. Quando sentiamo parlare di che hanno soppresso, no, molti enti, eccetera, eccetera, perché? Perché non erano virtuosi, perché chi era dentro non credeva nel suo aspetto, certo, di missione civile, no? È una missione nuova che ci siamo dati e questo grazie, diciamo, alla Presidente e anche al direttore, l'architetto Carlo Canato, che è un esperto meraviglioso al quale noi tutti facciamo riferimento per la conoscenza, per la cultura che questo direttore ha, per i consigli che ci dà. Insomma, quando è venuto Sgarbi, per esempio, chi aveva presentato tutte quelle cartelle sulle quali poi Sgarbi si è dilettato è stato il direttore, che è presente ai nostri convegni, insomma, perché noi non ci occupiamo soltanto di Ville Venete, ma anche di parchi e giardini. Perfetto, e degli oratori. Vogliamo parlare anche di parchi e giardini, perché questa è un'altra cosa molto interessante, merita qualche minuto. Andiamo in pubblicità, poi pochi minuti prima della chiusura. E poi c'è questo.